sessione buonasera. La compagnia teatrale Gotte Disegnati Tarcent è presente un signor, il commissario improvvisato, una commedia in 4 as, testi di Giuseppina Cattaneo, tradotti in furlan de compagnie. Un commissario un po' confusionato, strano e desideroso di là in pensione, al capite. Avven trasferiti in un piccolo paese, lei che si vive una vita tranquilla, là che non succede mai nulla e i posti abitanti si clamano per noi. Dopo un colpo si chiate a risolvere 3 casi misteriosi, intrigati, precisamente 2 sparizioni e un furto. Ad una mano in queste indagini è l'agente Filippa, la sua collaboratrice. Rivaranno insieme a risolvere i casi e solo dopo chiederanno un aiuto agli abitanti del paese ed es loro famiglie un tec particolare, stenga a piedi, us riguardi di studiare di passare i telefonini e us si prosegue a piedi dopo, al finale e buon divertimento. Signor commissario, in queste chiese è stato fatto un omicidio. Domenico, figlio di Adeline, in chiese non le ha trattati. E allora, signor commissario, ma cosa si è perduto? Signore là, e che salite? E Cristo è Borgo Santa Croce, e che è la salita del Calvario, capite che senso? È un estraneo, però, quel paese che ha, non succede mai niente. E quando succede è sempre quando sto facendo a me pulso. Ha ragione, signor commissario. Ma io, il consiglierei di domandare al sindaco di emanare un'ordinanza che dice che in questo paese niente di succede quando il commissario passa su consulte. Ci pare. Che mi pare che Cassini, che potrebbe bene a stroppare i burri per strada, sono burri sbarcati. Oh Dio, perché non fa per 1 chilometro la pista di Vaticano? Io mi domando, ci non mai che succede. Hai fatto domande di pensione. E invece di mandarmi in pensione mi ha mandato a casa mezzi spontanei e si sono dismentirati di me. Perché il paese ora scappano 4 chiari. 100 chiasi. Vabbè, 100 chiari se 3 chiari. 4 chiasi. Vabbè, 100 chiari se 4 chiari, sono in metropoli. Ma io mi domando, ma sono fatti male, se non mai sono io finito qua. Signor commissario, lui dice che lui è stato mandato qua per via che lei che le reprenga aveva dato massime confidenze e femmine dal capo delle polizie. Se si sa dismettere. Ah, dai, sono tutti smonati, tutti sbagli, chiacchiere. I soliti pettegolesi che fanno le femmine quando vanno ai parrucchieri. Si tratta al nome di un qui pro quo. Ma c'è niente, non ne ho di Paperino con sopra c'è di me. Di cui? Il Paperino, ma lo dite lui che è stato un qui qua. Io ho detto che è stato un qui pro quo, non un qui pro quo. Ah, beh, sì, è vero, non so. Isa allora i nevodosi partidonati? Signor Filippo, vai, con questi monadi che non interessano a nessuno. Ma a me mi interessa, e forse da può interessante partidonati. Bonde, la deve bene, bonde, ci rendi la avanti, Filippo, pure qua. Oddio, non sarà granché, ma non le toccare. Insomma, Filippo, tu mi hai detto che Adelina è stata coppata. In una isola del quarto in erme di Adelina. Il verme di Adelina? E il quarto in erme di Adelina, insomma, 2 isole di Adelina. Signor commissario, Adelina è sparita. Ma che cosa fa ridere? Tu mi hai detto che è stato fatto un omicidio. Infatti non sai se ti ho snotato, eh? Chiaro, si vede benissimo, no? Le strassi di sangue sul pavimento. Signor commissario, Domenico, il figlio di Adeline, al telefono mi ha detto che a casa non le ha trattate e secondo lui è stato coppata. Ah, viene qui, stai non protegga dolce che non ti viene in pantalone. Ma protegga dolce la parola, e così? Ma io pensavi... Io pensavo, attaccato a pensare, no? Allora Filippa, vuoi capire le volte parute che cazzo nome io? Voglio dire di pensare.
Nome io, il commissario improvvisato. Signor commissario. Oh, come ho dato da fare? Tira fuori un tampone, rileva le strassi di sangue sul pavimento e manda le sue scientifiche. Vedi qua intanto. Allora, Signor commissario, ma sai a troppo tempo che si ha aspettato le scientifiche per avere una risposta? Eins, Cedisio, Eins, mes, giornate. Filippo, fassi immediatamente ciò che ti dite. Allora, bene, sto ti fa trasferire a Pantelleria. Ma signor, sta sempre a discutere con tutti. Oh, intanto vediamo qualche numero entra alla scassata della porta. La porta non sarà scassata, però poco campo ti si mette da più. No, la quarta io anche il bastone, non ha quindi sono una missione, se mi è tutta qua, tutto in ordine. Ma se mi è proprio che non si sta per chiamare. Io però ho conosciuto che è un tetto chiaro. E che ti è fatta lì, scansa e faccia. Strani, un lavoro strano. Ma è strano come un certo commissario improvvisato. Ma certo che tu produttori, e poi che finito per tanto famoso, signor Filippo Trellolente come il cai. Allora, se Carlo si è fatta lì, lo dico che Adelina è un cellulare, no? Chiama immediatamente il numero del cellulare di Adelina. Se non fai a chiamarla io? Ma mica sono numero di telefono. E Francesco, non mai? Quello cognoso. Oh, certo che però se sapevi che spariva gli alvarez domandate te la signora. E così, chiama il figlio Adelina e dice che dopo il risultato aspetta il commissariato per venire di chiacchierare con lui. Va bene, va. Ma là, no? Sul commissario, con la di fuga non le campo, non conviene niente. Che senti, già con so di strade, ci pensa se domandasse il numero del cellulare di due chiate dal paese? Casomai che avessi dei chiati. No, vabbè, io Non le cambio. Per sempre con le per farsi che vuol dire. Ma io mi domando, siamo un padre, un commissario come me a lavorare come profeta, tu un assistente. Signor commissario, ma le maniere di lasciare in chiesa questa, per tutti il suo commissario. Signore, parla che non stai a niente, stai facendo i figati, Ah, su Adelina. Adelina gli è sparita, no? Però, come che suoni, come che suoni che poi schiama come di nessun'altra parte. A proposito, lei conosce Adelina? Come si chiama? Sì, io sono Ernestina, Ernestina. e io sono la vicina di chiesa di Adelina. La vicina di chiesa? Sì. Oh, benissimo, allora e sta sicuro di mirare, no, su Adelina? Su Adelina? Adelina, oh, Adelina, yuhu! Ma tu l'hai seletta, Adelina? L'hai seletta? Sopra Adelina è sparita, no? E gli è sparita, oh signor benedetto, c'è roba che succede. Ma è già sicuro? La signora mi ha detto che non davanti, che sapeva che era sparito. Io? Sì. Oh, ma hai detto una roba del genere? Che non stedi a mettermi in bocca e per ore che non mai dite, perché io sono venuto da di lui, non mi perché sì, e io ti dico una roba importantissime sulla Adelina. Benissimo, no, le sto ascoltando. Perché pare sia di ascoltarmi, no? No, le sto ascoltando, intanto mi dici, tu sai che sai, Adelina, no? Ma non dite ieri. Io? Sì. Ma qua? Ma non dite cosa fare. Sì, vai, su commissario, sì. Io hai assolutamente i febbraio di chiuso, di Adelina. Benissimo, allora che Adelina va. Allora, lo stavi dicendo, no? L'Adelina... Sì, Adelina. L'Adelina... signor commissario, come non mi visi, come vi visite. Che vuoi perché? Se non mi visi, non mi visi, E non è per far che non hai memorie. No, perché come non mi visi. Ah! Come hai capito? Signora, grazie, dovete leggere. Sì, ieri
non è che non si vide, è che non si vide, se che deve divisare. Appunto, se ci stai È che è tutto un altro appunto. allora, che chiamo? Fate in tutto. Allora, signor, c'è difficoltà, qua è tipo, non ha mai voglia. Allora, fate così. Chi sta dando il numero di cellulare? Se per caso venga a tagliare, io mi chiamo. Stupito, no, che mi dà il suo nome di cellulare. Oh, non succede di che altre idee, c'è Crode da lui, ecco. Allora, come d'accordo? Se per caso venga a tagliare, io mi chiamo. Ma sicura? Signor, scusi? Commissario. Ecco, allora, signor commissario, fate così, quando io mi visiamo, ma anche se non mi visi, io ho il clami e lui stedi tranquillo che io ho il clami sicuro, Andi. Oh, che carico. Buon, io mi levato, anche perché il cascato mi ha un lavoro sempre, se invece vedete, queste mani sarebbe sempre, non una maglia di sangue sul pavimento e niente. E siete qui, stanno preso tranquilli, sempre solo in camera, non adesso di succede, no? Signor commissario, ecco, e come mi visi dolce come vi disi sulla doccia. Bene, ma allora che mi dici? Allora, l'Adelina. Sì, l'Adelina. L'Adelina. Sì. Sai a lui che l'Adelina io ero vicino di casa. Sai. Sì, l'ha detto un momento fa. Boh, ma io non avevo gli anni qui, no? Anche perché le stesse informazioni. Potrebbe essere sì, utili forse tanti vedi che per salvare la vita di Adelina, capisci? Appunto così è venuto da di lui. Proprio Paceco di Tabai di Adelina. Allora, che mi dici Giossi? Dove c'è? No, c'è santo Adelina, no? Adelina? Sì. Ma Adelina cui? Adelina, la signora, Adelina, la parola iniziale, no? Adelina, sì, appunto, Adelina, non stavi Sì. dicendo. Che non stavi dicendo che l'Adelina Sì. lei che Sì, non si dice, no? ma faccia che io lì, no? Signor commissario, voleva aiutarmi, una disgrazia, non chiamate Gloria è sparita. Serio? Sì. Mi calmi. Non era lui. Allora, io come faccio un dire? Una respira. Allora, come io sono senza caso, tranquilla e non scopro. Sì, poi se voi stiamo, se non vi sento. Oh, ferme, non c'è fatto, c'è togli tu. Vi ho detto, io vi ho tenete Colombo ogni domenica di sera, che non si può toccare a noi, se no si inquina la scena del crimine, si ruinano le impronte, si straccia, dopo tu una confusione. Non ci sento. Sì, ieri perché e vai, è vero, me ne tocco. Allora, sì, per la sera non mi passo qua, no? Sì, ma di tu sul serio, la gloria tabile. Allora, che mi dici? Trosa, sai e gloria. Gloria Cincai, signor commissario. Ma scusa, non Cincai? Ma è stato ultimamente dimostrato che ne di Puglia? Era ingroscito, no? È cresciuto tanto. Ma io con i mica. Allora, Gloria e Sofia. Ma signor commissario, ma la Gloria è pui di una figlia. Anzi, pensi che quasi, e può essere ha tutte le figlie, Ti vedi tu, Maddalena? Dopo le svolte che veniva a chitarmi qualche era piccina. Ma brutta schifosa, tu sei stupido, ti dasti mangiare allora, No, cioè qualche veniva. Qualche veniva è diventata grassa come una porcetta. Ci sei no? Tra l'altro, che scusi, signore, non per me. Ma io, non si vede niente, se non proprio
minore, subire la donna che ha detto tu, sei carità. Ma c'è c'entria, signor commissario, c'è c'entria, che c'è in Caisfao ieri più giovane. Secondo me, lui non è mai stato giovane. Secondo me che cade meglio per Io non lo conosco, tu che burbero Calelli. Non lo conosco e non so neanche come dica che non spiega. Signor commissario, le ha rapite. Io sono sicura che mi ha rapite, le buine, mi ha rapite. Vabbè, no, io tengo che Sì, grazie. Ma anche per segreterati, signore, io gli dico, segreterati, io ho un altro caso di seguiti. Maddalena, tu hai di sapere che oltre alla tua gloria, egli è sparita anche la Dena, casa tutta. Sì. Ma io, sai, dove c'è che è succeduto? Ma c'è che la Delina. Ma c'è che la Delina? Ma c'è che la Delina, tu sai che la Delina che... sai tutto che la Delina è la vicina di chiesa, sai tu? Ma sicuro? Ma non lo so neanche io. Sì, che mi sa. I suoi anche vicini di casa di Adelina. bravo. E dopo in banda di Vincenzine. Sì. E che altre bande di strada le Rinaldo. Poi la femmina. E Sofia, no, che la figlia sta io. Ma insomma, c'è tocchia! Signore! Ma non gli hanno insegnato che lei di maleducato interrompi l'elenco che chiacchiare! C'è maleducato! Ma non mi dice che ti dice? Ah sì, un po'! Le figlie di Rinaldo e tornare a casa di sua madre. No, c'è un fatto di... Allora, ascolta, li hai veduti? Sì. Tiravi giù le svaliste macchine. Non tu vas a chiacchiato Mari, tu parti da tutto il guardaroba. C'è dove? Ma sì, è per caso, tu sei delle questioni. Io percevaressimo di sapere se gli robe di culo. Tu eri spina. Denilina, ma tu, ma c'è crodi tu, Cioè vuole tu insinuare che io sono una di che specciotoni di femmini tutto al di sul balcone a chialarci che succede e dopo vai a raccontare cosa? No, scusi. Sta attenta che tu dici, No, perché era Vincenzina. perché comunque, Dice questa me. tu ne sono che guarda. Ma quanta ti vedo tutto il momento? Primi con la Carpador. Poi Sì, no? sicuro. Con la Carpador, con la Ceri Gloria. Oh Gloria! Io aspettavo di Gloria! Signor commissario! Oh ma che scusa, ma io mi sono perduta che lei mi fa un piacere come figlio, io le ti fa aiutarmi, io invece tu mi sono Perché non volevo interrompere, capisci? scusa, io non so io. Sì, Ci vedi la generale. Sì, mi Allora, vediamo, allora, 5 anni, ecco, il dolariere Gloria non mi è stato. tu là, sì. Allora, no? Come spieghi, no? Sì. Ieri mio di Miriam a mettermi sul bigodins. Oh, ma sa tu che ti ha fatto bene, Dito. vicini, se da fare fisca da Sì, Feli, perché mia provata mi ha fatto una porcaria, hai già detto che sei indossa i diti. Ma siamo commissari! Ma c'è tocca la donna che non è neanche a chiesa so, che non vedi il fico vedi la Ceri Gloria! Non so, mi dovete le srami se dopo No, capisci? allora, come ascolti? Ascolti, no? Come che ti servi? Sì. Intanto che Miriam mi mettevi sui bigodini, io levevi la sala. Io mi farò di più, ti levevi la sala sul divano con quel deficiente a me Ecco, sono alla deficiente, ecco. Siamo, ma io non avessi cose in casa. Io non mi ricordo nemmeno. Tra l'altro è chiaro, io ho capito. Allora, Calvin, Adelina, Ernestine, Sì. Maddalena, Sì, sono io. Vincenzina, dopo le chiuse. Rinaldo. Ecco, Rinaldo. Allora, 6 chiavi qui con me. Comunque me ne sento del paese, per parlare quelli di me anche qui studiare. Gloria e Sofia, no? Oh mamma, c'è succeduto a mia figlia. Ma Gloria, hai detto qui? Ma dove sto facendo? Commissario che mi giudica. Oh signor Benedetto, commissario. Vieni in basso. Oh signor Benedetto, le dai dai, scherzo. Non so che c'era. Oh mamma. C'è? Sì, no? C'è scopri
Dispiace, so, sai che le sciocca fa più di problemi. Allora, modello allora, si può vedere questo di Gloria quando io stai? Benché la le faccio, no? Come dici? Allora, Gloria, io ho sempre vissuto di bianco e marrone, dopo... Con le scarpute Sì, signor commissario, io sì. Anche qua che veniva anche da me di piccio. Oh, Marielle, Scusate, non per me, è cercando se sta buono di cambiare il muro. Buon, vengono levantasi che se no non riventuno. Allora, che mi dici, spaccare, ecco, spaccare le fotografie, diciamo, dinamico, o quasi stoppi, no? Ma non vuoi che io non vedi una fotografia delle menine? Ti visto che fotocarte hai fatto io? Ah, brava, sì, ho detto tutti, bene? Sì, un momento, non mi va su qui pecorino. Gloria. Che io so io? C'ho brutti. Ma che caglia Gloria? Sì. Ma spiona, non piace! È sempre non piace! Gloria! Ma signore, aiutami tu, forse che non mi aiuta, avevo già tutto per capire. Non vi ho detto le differenze. Oh, ma signore, ma io non vi ha perché non vi ho detto che... E la cosa no! E metti a tutte! Ma spiona, se non si fa, non abbiamo la differenza fra un piatto e un altro, una fotografia rispetto alla distanza. Beh, non vedo c'è di Nina, c'è Bianca. Ma insomma! Allora, ma se ne dico cosa? Ciao, venga una linea che poi è in pericolo di vita. E guarda mi vado in piano, dopo te in campo, ma non andiamo. Mi scusi, signore, ma non andiamo. Ma non capisco! Ma io... Ma che ci vogliamo uno degli altri che... Ma insomma, che non si insegna la sognata, no? Non si andiamo, ma non è buono. Ma io mi domando, ma se ne è come? Se ne dico come se cosa dice? Fammi piangere, un commissario come me, tutto in campo non diamo. Ma che si vergogna, Che si vergognano, gli do le cuore, disperate, che disgraziate. Allora, cosa facciamo da tu vedi scume, che io pensi. Ecco, io conosco il maresciallo dei carabinieri di Togliatti. Conosco anch'io, non siamo dei carabinieri. Io sono in confidenza. In confidenza? Ma io vedi la prenda i carabinieri. Cioè che tutto questo di buoni pagati, non vai venire dai carabinieri. Ho lei e ho chiaro, tu vedrai che l'occhiatino in un momento. E tutti. Però ho lei dopo di un po' di lavoro. Non mi dai se sono poi bravo. Vai. Lo sa che sono permalose, ma io mi domando, ma lei, ma se lei che cosa, se che dici, se che fa, Fammi piacere, dunque te in casa a un commissario come me così, per un diavolo. Signor commissario, qualche dove ha scritto un libro a mano. Qualche giorno ho scritto un libro in mano, che se ne è artista non è mia vita. E poi buon per lui, se sono che qualche giorno si deve da Francia per tutto. Non è proprio così. Qualche donna l'ha rubata, io l'ho scritto in una mano. Qualche giorno l'ha rubata, e tu mi stai prima a me, ti stiamo parlando al libro, no? Non è mica come dovevi dire. Ma insomma, Filippa, ma voi, se siete tutti d'accordo per farmi diventare matto?
che non succede qua. Dopo il Messina che ha l'Alzheimer, e dopo Gloria. Gloria? Ma poi c'è Gloria che non sai. Qui c'è Gloria. La si sta. Ho i vuoti di smentirare queste storie, come che vorresti, ne vuoi madre di smentirare anche te. E lui, che non tu sai neanche se che tu dici. Ma lasciarci poi di dire. Vabbè, ma fa tutte di confusione, al posto succede. Un tempo. Ma puoi toccare, signor commissario. Sicura? Sì, signor commissario. All'estate trovato un prezioso manoscritto inventato dal cavaliere Chipinti. Sicuro non è che tu ti sbagli? No, signor commissario, vendi là da Oman di cose. E Adelina? O sigillo indotto, tu ne una tradotta. Oh no! Ma quanto capire le volte perduto, scherzate, decisioni su queste palle da io? Il commissario improvvisato. Signor commissario. Oh, perente tu vedi capire. Allora, la sente finita. Sicilina chiave e anetti C'è idea originale, che paese cazzo lavora mai. Scusate, ogni riferimento. Si spiega a me. Signor commissario, mi stanno di Bali. E to? Si spera. Ah, ecco. Io mi ho messo bravo.
cavalieri che come sono prosimi, e poi di mezz'ora. Non mezz'ora, signor commissario, sarà passasse 10 minuti. C'è 100 minuti. Va bene, 100 minuti. 100 minuti almeno vale come mezz'ora, vale bene. Oh, bene, signor commissario, lo ringrazio per servire alla svelta. Dove sia lei? Con cui è la frase di chiacchierare? Io sono la signora Severina, la femmina del cavaliere che... Ma quando io avevo l'età che avevo bisogno di chiacchierare con i cavalieri, con i titolari, insomma, con parole di chiaro. Ah, il mio nonno lei, che le vie per farsi. Ma Calviodi, che lui può tranquillamente chiacchierare con me, lui non le maritava, no? Ho immaginavi, e allora gli spieghi io ciò che stanno soldi. Io odio, commissario, anche chi, come in tanti famiglie, e parola lei l'uomo. Ma qui che comanda in chiase e è la femmine, dunque io, Severine, e allora io ho questo desiderio che la voi di sapere. Va bene, allora che mi dici se mi hai sostenuto? Oh là. E allora, come fa il Dio, la te che gli viate e il mio manoscritto da 1100 resta lì. Se che controlli lui per venire, sì. Agente Filippa, controlla se mancasse soldi sincronici. Statia sempre buono. Filippa, se poi permette dalle zene Sì, che mi dici? Ma se stai facendo? io dicevo che cade è un metodo all'avanguardia per rilevare queste cose. Sarà? Per lo dice lui. Agente Filippa, è finito? Tutto questo. No, allora come parlare di là, abbiamo alle ali utili per questi indagini, no? E è per me. Ma sicuro, signor commissario. Comando. Noi capito bene il suo nome però, signor commissario? Forse cose che non gli ha di modo io sono il commissario improvvisato. Non so però Anzi, posso ricordare proprio bene. ma sei qui preciso, il commissario prima improvvisato. O hai come l'impressione che non vi darai qui il mio manoscritto? No, allora, né davanti alle indagini. La prima roba che mi dici, per caso, a te che vedi l'antifurto? L'antifurto? Sì. Ma figurensi, l'antifurto? Ma lui ti odia la convivenza, contadin signoranza. Ma che cazzo? Ma c'è vuoi al che seppi in qualche possiedi è il valore di un manoscritto dal 1100 del monaco cistercense Roberto di Borgogna. Lui invece che lo conoscerà il valore, no? Un commissario avrebbe studiato
la storia dei monaci cistercensi del XII secolo, non è vero? Sì, conosco perfettamente la storia dei monaci circensi, dal primo punto. Oh, sicuramente lui intende dei monaci cistercensi, no? Beh sì, a proposito, a causa di chi sfurto dal monaco dal manuschetto di Roberto di Bologna. Forse lui voleva di Roberto di Borgogna, non è vero? Ovviamente, signora, ovviamente. Io credo che io mi voglio preparare. Complimenti. Io sei commissario. Però come vedi, a causa di che sfurto io avrei bisogno di interrogare tutte le persone che sono incriminate. Beh, sono d'accordo sul fatto che vedi di interrogare due chi di servitù, ma noi ne di chiesa, No, signora, mi piace che io ho di fare queste indagini sono 365 gradi, 365? Ma noi ero 360 gradi. Una volta, signore, la tecnologia fa parte di grande progressi solo ferme come ora di sé, tutto preciso, capisci? Signor commissario, cantiare ci metti a tasso dall'er del più di signore. Questi sport. Beh, sport di santo, no? Vedi qua, poi immediatamente di là e trama la fine dal cavaliere che viene già con Un momento, commissario. Mia figlia Margherita non gli è venuta a dare nessuna spiegazione a lui. Se forse ti accusate di altro, se forse tu reato, tieni visti sporchi sodalieri. Non hai mai tenuto i visti sporchi sodalieri. Sì, effettivamente una Ecco, io odio al commissario, sono io le robe che si può fare il piedini visti sodalieri. E comunque lui, signor commissario, che comincia a pensare al pip alla quale le viene e cioè il manoscritto, e che non stai di affacciarsi in affari che non lo riguardi, e sordo, che non stai di fare cose ingiustificate e senza motivo di Asme Fia e Margherita. Comunque, invece che mi dici, quella che la teatrale, la te che piace? E è stata la signora Ernestina, Ernestina è qui che sta su in Santa Croce? Sì. Ma Ernestina che di Santa Croce? Sì, la Mecoghe, la Veline, ha avuto un imprevisto e così siamo andati come che a volte sa succede. La sua vicina di chiesa, la Ernestina. Adelina gliela soccorre. Adelina gliela soccorre. Non è che ha bisogno di opinione, penso che è un furto, un'esparizione che a altri comuni, torna solo in Santa Croce. E ora mi dispiace che la sala. Purtroppo ritorna solo a Santa Croce, che ritorna a interrogare nel senso. Ma no, che non convente che le di sola dal diavolo a Santa Croce. L'Ernestina gli è che gli appena arrivata, che ha ricominciato a preparare la cella per un signore. Hai capito, commissario impreparato? Che chiaro, signore, che io sono preparato. Aspetta per lui che lo sei. Certo. Che sei preparato? No, naturalmente. Naturalmente sei preparato, mi chiamo improvvisato. E io spero che sei di più preparato che non improvvisato. O vuoi chiamare Ernestina? Signore, Sì? se non gli spiace, io dico che hai bisogno di chiacchierare di persone. Come caduto, commissario? Che lì parla di là e controllo il mio, che chiaro ne fa me l'ostia. Va bene. Comandi? Buonissimo, si vede di me. Ma lo credi che io non vedo di memoria? Ma c'è non si permette al modo di insinuare una roba del genere? Lui per me ha un perfetto conosciute e quindi che mi puoi dire spiegare? Faccio che io sono una serie per bene e anche di un certo, Se si capisce. Allora, come che si risolverà? Io sono il commissario improvvisato. C'è Rube? Lui si sta improvvisando commissario. Oh signor Benedetti, signore, ma non lo sai a lui che per diventare commissario se bisogna studiare un gronto? Non si può mica improvvisarsi così, Sì, lo sai, bisogna conoscere tutta la storia dei monaci circensi. Noi, signore. Allora, come che si risolverà? Non si sente più webinar in chiesa di Adelina.
in occasione della sparizione dell'Elina. Ma se che ieri aveva determinato sulla sua sparizione. Ma perché Adelina è sparita di nuovo e ieri è sparita una volta dopo un'ora e dopo è tornata a sparire anche dopo di mezz'ora. Se mi spieghi però un caffè. Boh, che mi dici, perché io venire qua in chiave dal cavaliere per poi Adelina? Io ho fatto questo. Beh, no, non sai perché. Allora, vediamo se potete essere qui. Allora, per sé ieri voi che il mio del cane chiave dal cavaliere più quinti dal quello di Adelina. Che lei forse ti ha mandato, Sicuro, signor commissario. Mica io non mi sumi di venire a sostituire Adelina così, perché mi gira, perché mi va. Sicuro che me l'ha domandata te, no? Una minore. E c'è molti alla domanda. Però c'è tanti soldi, non so. Oh, un'antica cosa. Ma c'è Saio. Ma un'antica cosa un commissario di pulizia, Ma io sono un commissario di polizia, signora, quando perché le domande ti sei più precise? Lo sai a lui che io ho un'ottima memoria, sì? E allora, poi dici più precise? Ma poi precisa di cos'è? Vuoi forse con lei il biglietto che mi ha lasciato l'Adelina so de parte, vuoi abbinare ad ore? Lei che mi dicevi di sostituirle sul lavoro? Sì, mi fa veramente un grande lavoro. Non può essere. Ho l'ho questo, Dove tu? Sì? Ma che scusi, paglietino, tu è piada che è meglio di lui. Par sulla chiarte, par brusare per ordini, no? Se no mi tocchi in grumma in chiesa, mi metto un corpo sì di robe e dopo di sta aspettare che passi il camion del Scovacis. E che, non si capisce meglio di qua che veni una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni e mandi nel calendario dopo non si capisce niente. Gli dispiace non funziona. Che gli passi il pusè, anche se bisogna di passare, e io, lei che non memorie, non le capisco, anzi, mi sta anche che ne, se si capisce, no? Dopo hai Natale là, no? Quasi 300 euro con te, io Se ora passi qualche vuole, mi danno anche che... appunto, ogni tanto mi dice. Oh, dai, mica non per la chiave, Però che non le butti su questo, le quarti di frutta vi do 5 litri di frutta. Bravissima. Allora, che chiave signore? Io con la sua memoria di fiamme, se sarà sensato se avere chiesto il biglietto, no? Sì, può darsi però io e tanti di che robe sti pensare che, cioè, non è che questo più esami dove, non capisci, no? Boh, allora fate così. La semplice Adelina. Vabbè. Allora, che mi dici? Ieri sai e dimmi di te che dal cavaliere Pipì. Io non sai, nuie, non conosco queste tipe, non le ho mai vedute, nessuno non mi ha mai presentato di persona, Non sapessi gli altri, basta, io. Lui odiai, cencio odiai, ma lui, con che non lei sarà anche straniera, con cognome. Sai che muoveremo in casa, Siamo arrivati qui. sì. No, allora, signora, è chiaro. Io la ringrazio veramente tanto per sua collaborazione. Ma se le sue informazioni sono state veramente... Lo sai. Io sono contenta perché veramente io ti niente da una mano. Però io volevo dire, non sai se si dice, ma io vuoi abbinare, avevi lasciato il mio numero di cellulare, sai se si dice. Chi? Ah, ecco. C'è lei. Se per caso ti vengono tagliati, Sì. mi chiami. Vabbè, siamo. Oh, che non stai a sforzarsi. Va bene. Se per caso ti vengono tagliati, mi Sì. chiami. Che non stai a averiguare, se proclamarmi... che danno disturbo? Proclamarmi di dedi, no? Che danno a far fare il mio lavoro. Cioè, lui per lavoro, al chiappe le telefonate che via Pegnò? Se sapesse tanti svolti, purtroppo, signora. Oh, complimenti, c'è via lavoro, un bravo cittadino onesto. Oh, cioè se Dio smentei, chiappa le telefonate, via Pegnò di pandemia. E dite che io o sono una signora per bene, anzi, sai al ciò che dici, io non clavi, neanche a via Faldè. Ma vedete, altre sera si dice che ancora torno al paese, malintenzionati.
Maniaci. Guarda se mi resta io. E comprese sclerosi, e non ha mica 90 anni, non ha mica 50. Hai risolta, signor commissario? No, sto in giro a togliere me. Sapete come regali di Yufi per dare a sapere. Filippa! Che c'ha le signore io le lascio. Anche per sapere mi sa che quelli sono disney, a San Capesni. O tornerai domani. Va bene, arriviamo, signora. Lei non ispira nessuna fiducia. Ah, ma mi ha detto Cirude per Ah, caso? sì, Margherita, ti vedi proprio Cirude? O volevi non mi diti che anche Soven la rogne dal manoscritto alle sparì, la cena di Usgnot, Pultò, Moroso, Antonino le fase lo stesso. Ma Antonino non è il mio moroso, non lo sarà mai. A lei. E se non lei, sarà in cu. E ci di accettare la roba e anche alla svelta. Io non sposerei mai Antonino, non lo ami. Io sono innamorata. Dica stopete ignorante che chiama. Addirittura non è stupido, No. è neanche ignorante. Lui all'embro e dopo la sua cultura scolastica, per me il conto è proprio con via nuie. Benedette, se avessi avuto una roba italiana, non buttavi via due tibesi per la fatti laurea a Milano, Bocconi, Saturnini. E comunque, che l'Arturo resta un stupid e ignorante. E il Antonino è stupido, che non è neanche fondi fa, dai senso né calcolatrice. Non ho. Chiaro che lui alle fede le cui preziosa e fidata collaboratrice e amministratrice, la ragioniera Guzzoni. E si sa che i figli dai ragionieri sono due intelligenze. Ise o non ise vere? Mamma, io non sposerei mai un ragioniere. E neanche un vecchiato! Va a passare, va a prepararti. Ah! Margherita! Non ti domandi nessuna spiegazione sui vestiti sporchi di sangue che passo dal toiletto. Alle mie che non senti, ma te a me, so bene a sapere che le vignette del Mi piano. siete di farmi la barba? La barba. Voglio di farmi la cerette. La ceretta, di quanti casi si facendo la ceretta? Sì, va. Sorride a combinare il matrimonio tra mie figlie che è il sturnè di Antonino o so io a cavallo. Una volta diventata mia consuocere, la ragioniera Guzzoni non potrà più denunciarmi e mettimi in tesmans dell'ex per cercocir di frodare il fisco. E giovare si spalsa, cudiarti sparsenti. È permesso? Ragioniera Guzzoni, buongiorno. Ma senta Severina, ho appena saputo una notizia. Sacra non, che casa tutte fresche di mie figlie, come c'è Fasio? Ma no, ragioniera Guzzoni, io penso che le vedi informate male. Ah, bene, sono molto compiaciuta, mi sarei molto dispiaciuta, sa? Ripugnami! Se che sa che mie figlie frequentano un altri, addio matrimoni e addio coperture delle frode fiscali. Ma sì, certo, se fosse stato vero, ma è vero, Severina? È sadotta. Ma no, ragioniera Guzzoni, non che mia futura consuocera, ma lei è vera mia, sono tutti schiafferi. Ma come chiacchiere? Ma vedi che il suo manoscritto è sparito davvero, non sono chiacchiere? Il manoscritto! Ma io stavo trovando il manoscritto! Sì, ma la robazzi. Signor, questa è proprio una beccia matta. Prima si vuole arrivare, poi si vuole aprare. Ma gli rubano un manoscritto di un valore inestimabile e lei cosa fa? Ride. Ma mi scusi, lei ride del suo manoscritto che non possiede più? Ah già, sì, io bene. Mi hanno rubato un manoscritto, ma l'hanno rubato. Ma cui poi deve venire fatta un'azione tal? Cui? E fedelave dal manoscritto, poi Margherita. E quindi non si sa nulla che ne ha commesso il furto? No, non si sa antimonie.
Speriamo che... È il mio manoscritto. Speriamo che lo trovino presto, sa? Speriamo. Senta, Severina, io avrei alcuni documenti da farli firmare, ma non posso fermarmi. Li riprendo stasera dopo cena. Non è che lei, a causa del furto, ha per caso cancellato l'appuntamento? No. Si vede in Usgnotta cena con Sofia e Antonino. Allora, questi sono documenti, ma mi raccomando, cerchi di firmare tutto. Lei deve semplicemente firmare dove trova la crocetta. Va bene. Sa che la scorsa volta si era dimenticata di firmare alcuni documenti. Sì, Quindi va bene, mi raccomando. va bene? Sì. A Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Le compagni. Oh, e c'è razza di spavento. Vabbè, ma sei timonia da manoscritto? No Luca, non si sa antimonie. È il commissario a Torre Domani. Spero che avete qualche buona novità. Anche se ho l'impressione che lei... Aspetta che... Ma a me bisogna più presti. Anche no! Ma se sappio, io e Nata le ho messo tutti farsi le mie vacanze romantiche, che fai l'ottier però la dispo di mettere tu. E poi doppie, però l'anticipo di mettere io. Ma se sappio, la sopravvivente americana per via delle burocrazie, non abbiamo fatto il bonifico, ma non presti naturalmente. Naturalmente. Luca! Indonesia, la terza volta che la sua banca americana non arriva a fare un bonifico. Ma se tu proprio sei sicuro che questo noto al libro che sei di possessione come ti dici? Io non ho veduto nati da ora in fino a 40 anni che cos'è per stare. Mamma è nata lì, è plena di base, suo padre ha un armatore dall'Oklahoma, tu ti vedi proprio in scala. E io credo che la banca si fa da buon so. La banca in so, però almeno arriva a farmi un bonifico. E poi, sentiamo, suo padre è l'armatore in Oklahoma. Ma ci non fai alla sei armatore in Oklahoma quando si sa benissimo che in Oklahoma non è il mare. C'è tanti soldi che tu vai alle siti, sapete tu. Insomma. Allora, sì, d'accordo per il prestito, non è vero, mamma, Buon Luca, va bene. Però, è l'ultima volta, è l'ultima. Comunque a me questa storia mi sembra un lavoro strano. Ogni storia di vita è strana, parla poco, non è vero, mamma. Se te lo dici sto, Luca? Anen, va. Sì, anen. Barchi, Sarmadors, Oklahoma, Bantis, Base, i miei Base, che quindi continuano a tirare fuori in prio. Sì, ma niente, perché sei nei banchi, anen. Allora, Filippa, notizie dall'ospedale? Sì, signor commissario. Nessun ospedale l'ha ricoverato o accettato mai sulla descrizione di Adelina. Novità della cellulare? L'ha lasciata in commissariato, l'aveva proprio stiariata. Ma no, no, Filippa, che è Adelina, no? E no, che l'aveva proprio studiata. Notizie scientifiche? Bon. La sentiamo del nome, non davanti un malattia. Allora, a voi che mi fate dire tutte le informazioni possibili sulla famiglia Pippi, sul cavaliere,
la femmina, i due figli, la Luca, Margherita, e adesso loro poi intimo amici, poi la ragioniera Cuzzoni, e sono le donne amorose. Natalie Book. Ecco, voi sapete tutti due. Vita, morte e miracoli. E se non dà pas? Miracoli. Se non la fanno come almeno. Senti, per quanto riguarda il Moas, si pensa, al di là del municipio o mi arriviamo direttamente dal cimitero? Allora, voi vedete questa informazione possibile. Le ultime esclusive, il telefono, telegrafo, computer, Facebook, X, strato di sena. Oh, però, mi raccomando, il computer lo fanno per lavoro, non per suonato, perché fa il discorso con lei. Un navigate. Non vuoi! Navigate. Mi raccomando, dasi da fare e non suonato. Va bene, va bene. Oh, io mi fermo anche un momento. Ah, Io, aspetti la signora. Severina. E mi raccomando. Mi raccomando anche lui, Allora, ricapitolo. Adelina di Stradetta si è spenta riferita di un prezioso manoscritto di Asia del Farmeo Pittici. E se Adelina stesse a fare un manoscritto, ipotesi improbabile di per sé che Adelina senz'altro non sa il valore del manoscritto, no? E se adesso commissione, da parte cui. Buongiorno, signor commissario, problemi di male. Per la verità, le sto rispettando anch'io. Ma mi non collega, voglio fare qualche domanda? Sicuro, sono a disposizione. Allora, che mi dici? Lui ci sei a dirmi dal valore, dal prezioso manoscritto del chiaro del Farmeo? Quello che io in chiesa parece di bere un manoscritto a mano ci stercenci, un valore monastico, non differente da tutti gli altri sorti. Scusi se lo interrompo, ma io intendevo di valore economico, vista. Ah, che... Sì, anche perché come cambiò io non so io un frare, ma Sì, ovvio che non un frate. Comunque, posso avere dal valore inestimabile del manoscritto, ma io ne do più l'importanza, si figuri, neanche mai di ha. Anche mi chiama una curiosità, quindi. E il manoscritto era assicurato. Sicuro, come tutti i soldi speziosi fino a fare all'altro. E lui non ci spiega queste sparizioni, che sfurto. Ma domanda a me, non è lui il commissario? Sì, appunto perché lo sto facendo di domani. Sul serio? Sì, beh. Ma è qualche indizio? E io sto indagando. Anche se hai già qualche sospiro. Ah, non c'era qualche sospiro, ma per caso c'era qualche doncarasta in queste chiese? Ma sto valutando anche queste ipotesi. Ma c'erano questi sprovi, sul commissario? No, sì, no, anche perché che dopo li sprovi. Ma se stai andando? Perché non so io come sai, io che li voglio Sì, signor commissario. Luca! Salvato per un pelo. Sì. Natalie, ti presento... Il commissario è improvvisato. Thank you! Ieri Natalie Brooker, memorose americane? Signor. Poi non fai qualche domanda? Beh, ti faccio notare che ne vuole timide e riservate, l'ascolti chiacchierare. Sì, ma io gli fare il mio lavoro, non che ci sa permettere. Forse il mio sono sdasso di persone. Ecco, bravo. Scusi, lei parla italiano? Thank you! No, e naturalmente meglio il furlano, no? E io purtroppo l'inglese non lo giocavo. Cioè, va bene la verità, poi che ho fatto il corso, il commissario, ho fatto anche l'inglese, ma sa, i soliti strani, no? Già fatti, no? Domande di queste, no? Questi. E poi, oh, lì, 50 in strada, infatti. Però io volevo interrogare, siccome non si capiva, non facevo un figlio. Per esempio sì, ho proprio io sono in vita di muovere. Allora, ecco, allora, come ho domande di dove che vengo. Where are you from, Miss Blue? Yes! Yes! Io
domande di dove che frega che mi dici un altro che mi adesso occupo. Allora, libri adesso sulla tavola. The book is on the table. Yes. Ieri era una simpatica, ma l'uomo si capisce. Questo gli abbiamo. Allora, è il gatto delle solità. The cat is on... No, sì, ecco. The cat is under table. Yes. Sì. A proposito di essere, l'ultima. Allora, la quarta gli abbiamo. Allora, there we know in the balcone. Allora, the door is open. Yes. Alle luci commissari, non rispondi altri, a volte so che non capisci o che si di parla buon sordo. Ma no, signorina Margherita, il fatto è che io l'inglese proprio non lo stia allora perché la sua futura cognata che non mi capisce. Natalie non capisci neanche me che l'inglese lo fa bene perfettamente e comunque che aspetti un momento a chiamare cognate che mio fratello Leone al cambiandelle vola la svelte. Uè e Natalie, ma finché te lei era Maria. Maria, e questa resta? Sì, un'altra amorosa che le ha lasciato all'altarco se c'è di sue spiegazioni. E io e Maria ieri uniti di sta stessa bestemmi in amore. No, che ieri sono tutti questi Allora vi sapete, commissari, che io sono amata di un biel giovane, Arturo. Ma in me non voglio sapere. Voglio così da sposare Antonino. E fede dell'amministratrice, come che Adelina non gli poi non rivenga. Un momento, senti Adelina. Adelina, sostenibile nel lavoro con Arturo, calpesi che tanti svolti Adelina, mi invitava a tese sopra, scusa di fare compagnie, e quando arrivavi a trattare sempre Arturo, Adelina si faceva portare la piardi, l'olmo che si potesse in biodi. E io lo che lei so benissimo come lo sport di sangue è proprio meraviglioso. Ho così immaginato. Onde visto una storia come Beautiful, no? E invece volevo dirgli, se Adelina stesse stampando un manoscritto, così, se qualcosa mi spiega a suo padre che non era d'accordo con il suo amore per Arturo. Noi le furcultiamo. Adelina mi era un gran bel, se non facesse mai le robe da Vienna, Adelina ne persone buine e onesta e ha capito incolpare dal furto. Sì, capito, però che io che so di escludere queste ipotesi non mi resta che pensare al piezza. E cioè, se di escludere l'ipotesi dal furto non mi resta che pensare che Adelina sia di stare la figlia o Furberina, gli compadre. naturalmente. Ha detto dell'omicidio? Non si sa mai signor! Allora preferire pensare che Adelina sia di un elare. Adelina Bellare, non escludo assolutamente, signor commissario. Al massimo le vedrò ben come complice di che oggi di missione. Se io sono commissario innamorato di un vecchiato che si chiama Arturo. Vedi il talpolo? Chi ha le troppo stai patente, che le spamo? Sì, innanzitutto signor commissario. Sì, innanzitutto. Però se io fossi in lui mi preoccuperei di cui del suo nome moroso, che poi che timide, a me dice a me, le vuole attente a non fare la fine del moroso per essere. Io toccato, quando il signore pensai poi a fare, che tu hai già voglio in gredeas. E lui sono commissario, che presidente che ha rubato il manoscritto, e noi a fare di curti queste chiase. Chiari, ma capita spesso in te vita, che qualcuno è città. E fate finta di essere innamorate e dopo le carica però di essere amate. Questo tu mi fai? Oh, signorina, la Bibbia. Thank you. Non mi conto mica tanto. Buondì, signor commissari. Buondì Margherita. Ti manda i suoi saluti il to moroso Antonino. Ma me Antonino non è il mio moroso, non lo sarà mai.
commissario, ce lo stanno avanti indevando le sue indagini. Hai finalmente arrivato a scoviarci qui che mi ha fatto il manoscritto? No, anche, no, sto andando in levanda, anzi, bisognerai che, o pensi che il colpevole sia di bisteggiare. Ah, allora lui sta pensando a qualche dono di servitù? Non necessariamente, signore. Non capisci? Non capisci, capirai. Senti, signor commissario, che stia ben attento a qui che peste e pisi in queste chiese e che si visi che io sono uno che non si lascia favore di nessuno e che manco di lui. No, ecco, invece, Sofia mi diceva che il manoscritto l'ha assicurato. Crederai, con che cavallo? Se quella sapesse l'assicurazione per Zappa, No, al sano, ok, qualche anno di veo subito e qualche anno di tiro fuori se la svoglia sta aspettando. se quella sapesse, hai un'idea di quanto può riesce la montagna al risarcimento? E per dire la verità, al momento non mi so bene, ma se la voglio di queste informazioni e cosa sarei tramite la mia amministratrice, la ragioniera Guzzoni. Grazie. Anche se, commissario, io ho l'impressione che le sue indagini, essendo una biele buse talaghe, non ha sì, signor commissario, le sue preziose indagini. Non le voglio fare. Come che io lo sapessi, no? Perché l'ha dato il manoscritto, se finché fate le linee. Io le guardo il manoscritto, se finché fate. E non vedete certi sistemi. Quindi vedrete. Commissario, spero che sia un buon motivo per voglio far venire due causi. Anche perché piace fare un certello, mi dà un buon fastidio. Ti riferisci a me, Fantasia, Peccati! Non ben fino a io ma più di te. Ah no, tu cuore? Cuore di te, cuore di no. Ma insomma Luca, se il commissario motivato non sarà di una svecchia, darà ben tutti i suoi motivi, no? Del resto che lui a sta nome fa sempre il suo lavoro. Allora, io che parlo di guardi, sono il commissario improvvisato e un errore motivato. Per fargli capo al comunicato, che risolve il caso al furto del manoscritto al XII secolo del monaco Cinque verso di corruzione. Ma lui aveva risolto il caso! Cui posso fare? Come così lei ha risolto il caso al furto del manoscritto, così come che ha risolto il caso la sparizione di Adelina. Ma guarda! Speri che non vedi ma va insinua che Adelina sia giunelare? Adelina Unelare. Signorina Margherita, o come incendieri, io dico come incendieri, anche se due più altri sono veri su motivi per rubare il manoscritto e per far sparire Adelina. Il suo commissario, lo loro. Beh, ovviamente. Ah, Allora, signorina Margherita, e mi sti sposi santi a tassa da sogliere,
alla sera precedente sparizione di Adelina, con che lì e gli dà la chiave di Adelina per incontrarsi con suo amoroso Arturo e abbracciandolo appassionatamente seduto e scoppiate a suo mano spazzato. Sì, così allora. Allora, in realtà Adelina domandava dai veri per favorire questi incontri e con che la venuta così, poi allora, per pensare bene, gli domandava saldi pure. E guarda, sto, ti sei ricattato e mi sono sparito. Bene, fu venuta, dovete sapere per l'amore per Arturo, quindi domani sono motivi papà che silenzio. Tutti sapevano del suo amore per Arturo, ma suo padre non sapeva di questo incontro clandestino, sapete di Adelina. Poi dopo lo sapevezza. No, non sapeva, e solo dopo non sapeva di signore, che mi sarebbe proprio plato di biodi, se reazione che va nel vuoto se avesse avuto che Adelina e teneva in mano Arturo invece dal San Antonino, le varese licenziate immediatamente ipso fatto. Come che dice che suo padre non sapeva di questo incontro, se no, lo varese impediti i biodi sì, definitivamente. Allora, da larghe indagini, e io le fu numerose, e cioè che dal conto in banca del signor Arturo abbiamo prelevato 1.000 euro al mese per ben 6 mesi. E se sai a dimmi, signor Arturo, dai 2 biglietti aerei per il Brasile comprati a Arturo lo so scoperto, Va bene, va bene, commissario di Sorrento? No, aspetta un momento Margherita, proprio se lei sta di me, io scopro per io. No, Arturo è colpevole come te, quindi commissario... No, Margherita, tu non ti senti... No, perché tu non ti senti questo, ma anche mo, proprio se ti lasci tu per E allora? Che l'attimo si decide a no, dici tu Margherita comunque stanno in solo ma no, ma le compagni non esame, Oh! Allora, ma se decidendo di accadere, oppure non di torturarsi quasi quasi. Allora io so. Oh! Allora, ti vespre le base, non commentavi in parpate linee, ma non scomentavi che non perché non è chiaro in Brasile. Ecco paresse imputuati di schiampare il presto possibile. Ma no, di sparizione di Adelina, non sapeva proprio niente, zero. Sì, e che non sto per colpe, chiaro? Cioè io di che non sei per mia stoppa, perché il mio nome è Arturo, va bene, Arturo. Sì che dunque tutto vorrei schiampare come fie? Sì, proprio così, perché così non me la va bene. Oh, mi innamorato. Capite, signora, capite. Signor commissario, le sue indagini sono portate a mille. Sai a che Arturo qui alla già chiappato 3 anni per furto con scasso alle lui che mi ha rotto il manoscritto. Se da stato subito scarcerato, perché si è saputo, all'estate obleati da delinquenti ricattati. Ma fa stolo, se tu vieni di casa una cosa. Allora, ho conosciuto perfettamente il precedente al signor Arturo, ma non ritengo assolutamente inerenza al caso. Noi ritengo inerenza al caso. Non ritengo inerenza. Ma a me mi ha rubato un manoscritto e se non è stato la complicità di Adelina. Fa presente, che non sei a provocare, che sei cercato da scuffiare. Allora, volevi dire, no? Che ieri, quando si preoccupate di Puglia, di accusa suo carico di truffa del complotto e sua assicurazione. Truffe? Ma ce stai a dire? E ce stai a dire. Dismessi indagini? Di su 6 indagini. Dismessi indagini, so diceva, risulta che la sua assicurazione. La sua assicurazione. Dismessi indagini, sa risulta che la sua assicurazione è risarcirà di ben 150.000 euro e che parte di queste cifre gli vanno a dare agenzie di centrali per evasione fiscale che ha fatto. Oh, ma cagliate che lui è stata variante, signor commissario, sei lui, cagliate che io sono una cittadina onesta, stiamo scherzando, io ho levato il disco. E domani e ne amministratrice, la ragioniera Guzzoni. Mi scusi, ma mi
sto ricordando in questo momento che ho un impegno importante, sa? Cavaliera, per favore, si fermi qua e non se ne vada, anche perché guardi che le sue informazioni possono essere determinanti anche per risolvere il caso. E inoltre volevo dire, lei ha niente da dire a discolpo del suo cliente qua e del suo intimo amico, il cavaliere Pipiti. Ma no, commissario. Intimo amico? Io non so nulla e non ho visto nulla e non ho fatto nulla, sa? Ma ragioniera Guzzoni, nonché mia futura consuocera, ma c'è da caegere dai disegni. Innanzitutto non sono consuocera di nessuno. E fino a prova contraria, il fidanzamento fra mio figlio Antonino e sua figlia Margherita non è ancora venuto, sa? E non la vedrà mai. Ma tasto che non te ne scappi un te, sa tu. Se invece te ne scassi, ma se che Margherita sposano a me, Arturo e i sonati. Ne fie non avrà mai il nostro consenso per maritare un vecchiato. Non avremo bisogno di vecchio consenso, proprio di nisone, sai il pazzè? Anzi che non si sposeremo, ci direttamente permesso. Oh, finimi dure poi un schiaffoi. Cavaliera, ma non se ne vada. La festa è appena incominciata e tra l'altro guardi che la sua presenza è particolarmente gradita. Allora, nell'arco delle indagini, tra l'altro, è emerso che lei è una famosa collezionista d'arte. Ma assolutamente no. Sì. E che conosce perfettamente il mercato dell'arte, dove acquistare e se serve anche come alienare, diciamo, un prezioso manoscritto in questo caso. Ah, senta commissario, le sue sono solamente accuse infondate, sa? E sa che farò dopo che uscirò da qui? E lei per cortesia si sposti, chiamo subito il mio avvocato e la farò incriminare per avermi accusato ingiustamente, va bene? Oh, e adesso vado. Commissario, Sì? Mustetti non comprenderò più nulla, sa? Commissari, lui sta incolpando praticamente i dotti, aspetti non me ne si accusa dai miei confronti. Cantiani? Che lui non mi è per niente simpatico. Sai che non l'avevi capito. Sì, come che dicevi, lui non mi è per niente simpatico. Purtroppo non ha nessuna accusa a suo caso. Non vuoi ben piodi? Mentre invece tornai dai confronti sono volose, cammini. Non capisco molto che c'entra Natalie. Io è straniera e capisco gli punti con questi disegni. E dopo, percevere se vuoi fare dal male a Delina. Forse perché ne ho quel ben umore. Perché no? Io ne voto a su Tugnonacchi, tu condominio, una vicina di chiavi. Filippa! Se non ti puoi farsi, la manco di altri gatti, no? Allora, signorina blu, mi fareste i pioli che libri che io quanto si così? Non capire, Sì, sorry. è cappese, signorina Natalia. No, non capire. Capisco benissimo invece. E che smetti di recitare. Anche perché ieri, in realtà, non è Miss Natalie Group dall'Oklahoma, ma è la signorina Natalia Bonometti di Cersiventi. In realtà, è la cugina di Maria, l'amorosa che quel tipo che l'ha abbandonato in parte in me spazio lasciati. Ma è la cugina di Maria? Sì, sicuro. Io fa figlia di questi stranieri, no? Per poter entrare in chiesa, far innamorare Luca e fregare un po' di più. I baby. Sì. Oh, lei, dice 100.000 euro cash, rubito, lozzo. E regalos vari. Sì. Tra l'altro, signore, che forse deve non ti dire esatto che bisogna fare il buio dall'aria. Ma nel frattempo la signorina che gli ha fatto nel via del buio dal suo e poi dopo che la poi dal viaggio romantico che aveva di fare in America, no? A Las Vegas, e che voleva stare finta di sposare. E dopo che gli aveva spugliuto scarantando, dove voleva abbandonato i mutanti. E i libri che gli guarda sempre con sé, signorine, in realtà non è una Bibbia, ma non sempre il dizionario d'inglese, perché ieri inglese lo capisco come mezzo e niente. E come ho presente,
Che mi dite? La che ha trattato il manoscritto e se finché fate fare Adelina. Va bene, sì. Bravo. Mia scuvietta. Mi tocchi confessare, giorno, mo? Sì. Sì, è vero. Sei la cugina di Maria. E gli hai passato tanto tempo a cercare di consolare. Perduci displasesca e dato basoale. Se sapessi c'è tante lacrime che è suave. E le sta proprio perché gli hai deciso che qualcuno aveva di farsi indanare al suo questo. Ma Natale, non puoi essere così? Sì, l'ho sfattata in massa che può rifiutare. Qualcuno aveva di svendicare. Ma è vero, non posso vero. Sentimi. Io sapevi dal tuo debro pas feminas e che tu sos anche goloso di bene. E siccome non tu sos tan svello, sai che è un figlio non le parnuia svello. E no, mi faccio che io con quattro fufinis e c'è anche dite una per aula ti hai fatto innamorare di me. Un sturnello. Proprio un sturnello. Oh però, sta attento che ti dis, viaggi ben che sorella che ti dis come non lo rispetta lui. Duci chi è di e duci chi è fa, alle sta noma parchiapati il balcone. Natale, tu sei dolce, menine. Non ti vuoi fare di essere piscata? Mi toglie che era una borsetta. Natale, non puoi essere così, non posso, è vero? Spiegai, per l'amor di Dio. Ma Luca, ma se l'ho appena confessato, l'ho appena dite. Signor commissario, lui è veramente un genio. La dia trattata già in mera rete. Le mie capacità investigative. Questi veramente di essi insuperabili. Non ci provi togli a sentire. Sentite che c'è che si svalta che gli allotli. Sai che diceva mia nonna? Che chi si loda si sbroda. Ma c'è che sa lui proprio sapeva tutta la verità. Io dico là che gliela per cuore anima di Adelina, io ne sai nulla. E non sai neanche tu la calè, che il vecchio libro che l'era lì taschiata che non è neanche mai veduto. Però io ho una roba la capita, sa? Che questa è una famiglia di mazza. Questa è proprio da tutta la chiesa, una chiesa di mazza. Oh, disarai di più. Allora il paese intero che è un paese di mazza. E io ho già capito che mi toglie torna su. E mio che torni su a casa, su in chiampi, perché io sei restica, hai diventi matta come gli altri. E io ci chiampi, sto in casa, diventi matta che io. Adelina. Sì, lo so io. Ma se tu vive? Già sei in fede, signorina Margherita? Come? Che scusi? Lei è la signora Adelina? Sì, lo so io. Ma ieri Adelina? Sì. Ma c'è ancora mai sono. Ma se non mi viene da avvisare la signora Severine che con domani con gli affari non lavoro così. Va bene. Ah, mi sta risparmiando. Siccome avevo ideale di nessuno per scrivere sogno finderezzi, lo hai scritto su un libro, poi donne converbi. Dopo porta via dopo, tanto dite, alle un libro vecchio. Tu hai scritto sul mio manoscritto. Tu sei sto che ti hai portato via il nostro manoscritto. Ma non libro vecchio, ma quanto che converbi, ma te le stazioni. Ma non è pure tornata a guardare. Ma io mi sbregate ma che ragazza, così scherzo. Calzini sostitutati tanto stabilie, ma ce l'avrai di scopiarti un domani. Quella sera ad oggi, scusate, ti modo di In modo tal torna, no, commissario? Ma io mi domando se non mai per fare a finire il paese di casa. Signor commissario, un uomo in visi, dove c'è che la Adelina non riesce su fronte. Benissimo, benissimo. Buongiorno signore, ormai non ha nessuna importanza.
Oh, c'è mondo la sua importanza. Campione tiene robe importantissime di condivisi. Allora, signore, io dite che non ha pure nessuna importanza, ma mi vedo una volta ogni tanto. Ma c'è scorbuti, qual è? Ma che non stia alla tavola locale, tutte le settimane, calendario su un caso, che non puoi finire di risolvere il solo. Beh, ma sei chiaro con me. Poi sono settimane che mi rompi il cesso con queste storie. E come che io mi visi perfettamente tutto. Lui ha fatto sé. No, Ma piuttosto, non sto a giocare a scherzo che poi io sono curioso. Allora, Vabbè, no, ma non mi esame. sono sfruttata le scritto. Sì. Vado da mia sorella Francesca, che si è sentita male. Tornerò appena possibile. Avvisa il figlio Domenico, che oggi doveva venire a pranzo, che gli ossibuchi me li sono portati con me. Punto. Mi puoi sostituire sul lavoro? Comincia alle 7. Ciao. Vedete, dopo so fare le firme, però non mi dici con Adeline? ma io la stata anche io non suo sai che la Maddalena è tornata a su Gloria e si era slontana in compagnia di Sì, lo comunico. non è romantico. Ma bellissimo, sì, romantico. Natali, ti prego! Non sto lasciando, o sei innamorato di te, sicuro cambierai. Sono innamorata di me? Sì. Non è innamorato di me? Sì. Bene, allora sto stucciacati di. Dimmi. Che se fosse su un'isola deserta, io, te e un lacai. Io gli ho schiappato un lacai! Io pressiamo di mie figlie. Va bene, quindi sai, scrivendo tu vedi dimmi ci fai di fa. Io faccio la messa che mi dici Margherita, sto La dentro. discriminare sto passo mi ha nella Lei, no, prego. no. Non finisca con quattro storie, Hai anche dolce memoria invidiante. Ma sapessi come dici anche gli stabilimenti? Oh, che si studia in scuola? Ma beh, no. Doi per un due. Doi per un quattro. Quindi io sono commissario, quindi io. Filippa, fagli fare la tua parte. Oddio, le tanto aspettavo che se ne Posso di matrimoni? Ma no, ma io pensavo di fare domani il trasferimento a Pantelleria. Allora pensavi che magari puoi fare domani e tu pensavi che potevi andare insieme, no? Sì, alle chialpe io potevo. Ma miei matrimoni? Ma sì, io penso di sì, ma penso che non tempo. Ho fatto dentro che non si sa, io penso che. Ah, pensi, ci mi tutti a pensato, no? Ma guardi tu capire le buone volte che io e non io, la gente Filippa e poi decidi su questi soldi, vai bene. E come che finalmente passi giù di sposami, fine municipi e comincia a fare schiaffi. Vai bene, avanti, marci. No, le via a parlare. Avanti, marci. No. No.
così si divertisse, come avete passato un momento di allegria e soprattutto come avete lasciato in banda la malinconia. Grazie a voi che nos aiutano, che nos vedono, che anche davanti da uno dei sceni. Grazie a Pacifico, a Marco, a Ivano, eccetera, eccetera. E con voi a tutti. Adelina Alba Milisso. Ernestina Daniela Bidoni. Arturo Elbecchiar Alan Trott. Margherita, la figlia di Severina, Linda Zacco. Miss Natalie Brook e Maddalena, Daniela Tosolini. Luca e Fedi Severina, Fabiano Pellarini. Severina Occhipinti, Miriam Colautti. La ragioniera Guzzoni, Giovanna Girardi. Agente Filippa Oriana Giorgioni. Commissario primo improvvisato, nonché Nestri Regiest Giovanni Mariotti. Grazie al Comune di Chiassà e alle comunità collinari del Friuli per averci invitato a Usniò. Grazie soprattutto a voi, cosa sta sulle vore a te, come seguire perché la trama era un po' complicata e grazie perché appunto questo all'importante pubblico appunto perché anche sulla compagnia e al dà appunto energie ad oltre tutto. Buonasera a tutti. Un momento, scusate, la presentatrice Gloria Pedalini.